consorzio di bonifica LEB, Lessino Euganeo Berico, ha dato ufficialmente al via alla stagione irrigua 2016 da Cologna Veneta, con l'apertura delle paratoie che consentono il riempimento della condotta che, con i suoi 48 km, garantisce la presenza dell'acqua sino a Cervarese Santa Croce nel Padovano. Un'opera a servizio di un comprensorio nel quale ricadono più di 100 comuni, facenti capo alle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia. È una giornata molto importante per noi, che non vuole essere però solo oggi riferimento all'anno in corso, ma vuole essere il punto di partenza di questa nuova amministrazione anche per il futuro. Trovarci sempre qua il 15 di marzo e fare il punto della situazione e dei problemi del nostro consorzio. Dall'esperienza che abbiamo vissuto nel 2015, all'esperienza magari non irrigua ma dell'inverno 2015-2016, ci prospettava una situazione non tanto bella. Per cui ecco l'idea che è nata di ritrovarci qua per cominciare, finché eravamo in tempo, a cominciare a parlare di acqua e di tutte le problematiche che in essa consistono. Il territorio che noi andremo a servire è di 350.000 ettari come comprensorio dei 3 consorzi elementari. Attualmente irrigati sono 82.000 ettari. Noi da qualche tempo a questa parte, anche la vecchia amministrazione ha fatto domanda, ha fatto studi, ha fatto ricerca per cercare di aumentare sia la concessione dell'acqua dell'Adige, sia il territorio irrigato di almeno il 20%. Il nostro obiettivo sarebbe quello di superare i 100.000 ettari serviti. Di fronte ai nostri obiettivi ci troviamo alcune leggi che non riusciamo a superare, non riusciamo a venirne a capo. Siamo costretti a limitare quelli che sono i nostri sogni e i nostri obiettivi. In occasione il consorzio di bonifica LEB, realtà amministrativa che gestisce l'omonimo canale che garantisce l'approvvigionamento idrico in un'area di circa 350.000 ettari, ha organizzato un'intera giornata con numerosi partecipanti per discutere il futuro del sistema LEB e scoprire le sue funzioni e le potenzialità non ancora sfruttate, con un percorso itinerante ed un convegno dal titolo Un'arteria irrigua nel cuore del Veneto. È giornata fondamentale, diciamo, per un'arteria importante di irrigazione, quindi il LEB come arteria importante per gran parte del Veneto, appunto perché da questo punto parte molta dell'acqua che va a servire molte delle province del centro Veneto, quindi un'arteria fondamentale per questo territorio, per l'agricoltura di questo territorio, per l'ambiente di questo territorio e per il paesaggio di questo territorio. Noi chiediamo alla Regione fondamentalmente che ci sia una presa di interesse maggiore rispetto a una questione come l'acqua. È evidente che in questo ultimo periodo si è cambiato, le culture sono cambiate, il territorio è cambiato, seguendo, io la chiamo, l'evoluzione del mercato, quindi è importantissimo che le imprese agricole che fanno un mercato e stanno sul mercato necessitano di avere una risposta che sia adeguata al mercato, per cui per dare una risposta al mercato bisogna avere prodotti che producono reddito e per produrre reddito è indispensabile che ci sia un certo tipo di quantità d'acqua necessaria a dare questo tipo di risposte, perché ci sono diverse concessioni in fase di rinnovo e su questa partita credo che dovremmo affrontarla a 360 gradi partendo da un presupposto che l'agricoltura utilizza l'acqua e non la consuma. Il fenomeno dei cambiamenti climatici che si sta verificando con periodi molto prolungati di siccità imporrebbe l'esigenza di aumentare la portata idrica media concessa al consorzio, che chiede alla Regione più collaborazione, altrimenti si rischia che non si possa dare al via alla stagione irrigua 2017.